telespettatore. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, la cronaca e tutti gli aggiornamenti delle notizie di oggi in questa edizione che apriamo appunto con la cronaca per raccontarvi di questa provincia di Treviso messa a ferro e fuoco da ladri, rapinatori e baby gang in queste ultime settimane che precedono il Natale. Avremo quindi un'ampia pagina dedicata a questo tema, ma partiamo subito dalla città di Treviso, dal centro di Treviso, dove dopo l'ennesima aggressione che si è verificata alla stazione delle Corriere in lungo Sile Mattei cresce la tensione in questa zona, tanto che addirittura il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, proprio ieri ha annunciato di voler celebrare la messa della vigilia di Natale alle 18:30 proprio da lì, dal piazzale dell'ex Siamice. Proprio lì abbiamo in collegamento il nostro Federico Fusetti con la collaborazione tecnica di Simone Merlo, che vedo collegato, eccoti, buongiorno Federico, con il presidente di MOM Giacomo Colladon. Buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Io e Simone Merlo siamo qui alla stazione MOM con il presidente Giacomo Colladon, grazie di essere qui con noi. Sì, per fare un po' il punto della situazione, insomma, un po' di preoccupazione c'è perché gli episodi di violenza si ripetono, specie tra i giovani. Siete preoccupati della repressione, ma anche insomma il tentativo di prevenire grazie alle vostre iniziative? Beh, è un periodo in cui stiamo concentrandoci anche sul controllo, ma anche sulla sicurezza. Sappiamo benissimo i punti particolari e dove sono più critici, dove c'è più difficoltà di gestione, quindi assieme anche ai servizi di vigilanza privata stiamo sia per dare sicurezza al nostro personale, sia per dare sicurezza anche all'utenza, stiamo intensificando i controlli che sono concentrati sia sulla sicurezza che sulla regolarità dei titoli di viaggio. Quindi un valore aggiunto è quello della vigilanza privata che in questo periodo userete? Sì, noi l'abbiamo già usata anche nei mesi scorsi, soprattutto su dei punti critici, e continueremo anche durante le festività. C'è da tutelare anche i vostri autisti, perché spesso sono presi di mira proprio loro. Sì, noi dobbiamo tutelare sia i verificatori, che sono quelli che controllano poi la regolarità del titolo di viaggio, ma anche i nostri autisti che sono esposti ovviamente e che sono in prima linea nel servizio del trasporto pubblico. Come vede questa scelta del vescovo di celebrare qui, proprio qui dove siamo noi, la messa della vigilia alle 18:30, un po' per stare vicino anche alle persone più emarginate? Ma credo sia una scelta giusta. Siamo stati contattati come MOM dalla CEIS per organizzare e ben volentieri abbiamo dato il nostro assenso per trovare un posto adatto per fare questa ricorrenza che è fondamentale e importante. Ultima cosa, finché aspettavamo qui abbiamo sentito qualche persona, in effetti insomma c'è preoccupazione, specie in certi orari, c'è chi addirittura dice io cerco di evitare di venire qui. Che messaggio lanciamo ai cittadini e agli utenti? Allora, noi stiamo mettendo tutta per quanto riguarda la sicurezza, quindi con l'impiego anche di servizi di vigilanza privata, ma devo dire che le forze dell'ordine sono presenti perché ogni volta che chiediamo il loro intervento sono pronti, arrivano in tempi molto brevi e quindi danno sicurezza anche all'utenza e anche al nostro personale. Grazie Presidente. Marta, ovviamente insomma poi rimarremo qui a vedere un po' com'è la situazione e poi vi aggiorneremo nei nostri notiziari. Ecco Federico, c'era una domanda che volevo fare al Presidente di MOM prima certo. di chiudere relativamente proprio ai giovani. Ci dobbiamo spostare, dimmi pure che noi ci dobbiamo spostare. Sì, non mi raccomando perché lì ovviamente è una zona di passaggio degli autobus. In relazione proprio alla grande preoccupazione che c'è soprattutto per giovani e giovanissimi, perché
poi in modo particolare per quanto riguarda questi episodi che si verificano lì lungo Sile Mattei e in quell'area del centro di Treviso, che peraltro in queste giornate che precedono il Natale è particolarmente affollata di persone, soprattutto ovviamente nel fine settimana, dicevo appunto è soprattutto l'età davvero giovanissima di questi baby vandali, di questi baby bulli che più volte addirittura insomma hanno messo a repentaglio l'incolumità anche dei passanti, con i baristi della zona costretti a barricarsi all'interno. Spesso si tratta di ragazzini dai 12 ai 15, 16 anni al massimo. So che Colladon più volte ha lanciato dei messaggi anche molto forti alle famiglie e ai genitori. Sì, Presidente, ci dice Marta da studio che quello che preoccupa spesso è l'età giovanissima di chi magari si rende responsabile di queste violenze, che lei già insomma ha mandato un messaggio alle famiglie, anche nel senso che il fatto che siano dodicenni, tredicenni deve impegnare ancora di più le famiglie. Credo, l'ho detto più volte, che i genitori sono fondamentali nell'educazione dei ragazzini, che ovviamente hanno questi atteggiamenti particolari. Su questo noi siamo molto attenti, ma anche le forze dell'ordine sono molto attente e anche il Comune di Treviso è molto attento su queste cose qua, quindi direi che c'è un problema, ma il problema lo risolveremo in maniera tranquilla. Marta. Bene, grazie allora a Federico Fusetti con Simone Merlo e grazie a Giacomo Colladon, presidente di MOM, per questo collegamento dal centro di Treviso, dalla stazione appunto dell'ex Siamic, dove appunto dicevamo anche il vescovo Michele Tomasi ha scelto di celebrare la messa della vigilia di Natale, una scelta sicuramente inedita per Treviso, perché la messa appunto sarà all'aperto proprio sul piazzale delle Corriere. Marca dunque messa a ferro e fuoco da soprattutto ladri, ma anche in alcuni casi particolarmente gravi da rapinatori. È quanto accaduto ieri sera a Mogliano Veneto, con una rapina a mano armata in una casa a Campocroce di Mogliano, dove è stata presa di mira una coppia di anziani con il figlio che è stato immobilizzato a terra e legato mani e piedi. Sentiamo. Quando che tolgo il Giuseppe, perché ho il pacemaker, ma soffro tanto di ansia. E poco ho visto mio figlio di stirare in terra, non che dico cosa che ho provato. È ancora scossa la signora Lauretta per la rapina a mano armata subita ieri sera poco dopo le 18 nella sua casa di Via del Cristo a Campocroce di Mogliano. In quel momento con lei c'era il marito e il figlio Andrea, proprietario di un'auto di grossa cilindrata parcheggiata appena fuori dalla porta. Sentimmo un gran botto e che tirava un colpo di pistola fuori. E dopo un boom. E qua la porta già era chiusa, col piede e che dà un spentone e si è rotto il portoncino e si è venuto dentro. Mi arriva qua uno che aveva appena gli occhi fuori, barretta, sciarpa, tutto guanti, e mi dice: qua pistola, stia ferma, se non ne facciamo niente. E già in tre, dove andai idea, i legame fio, mani e piedi e di stirare per terra. Siccome che soffro di cuore, ho detto, mi bisogna che tolga il Giuseppe. E ora mi fa sto qua, andiamo a prendere le goccette, sono andata a tolto il Giuseppe, ho visto mio figlio in terra, mi è venuto da morire, dico la verità. E quei altri due andai di su e ha rabaltato tutto, ma noi che trovassi, aveva un girocollo, una catenina, poca roba, 150, 120 sul portafoglio mio, 70 su quello di mio marito, però ne ha rabaltato tutto e dopo ne ha portato via i cellulari, sia mio e dopo a macchina del mio figlio. Banditi quasi sicuramente immigrati dall'est Europa.
parlavano anche abbastanza bene un dialetto o cosa, però non erano italiani. Prima di fuggire hanno disattivato anche questo telefono. Nega cavare il telefono di casa, buttare in terra, staccanca a stua pelle che già era attaccata e spento la luce. E si partì con la macchina di mio figlio. Probabilmente era l'auto del figlio il vero obiettivo della banda, anche se le indagini dei carabinieri di Mogliano si stanno sviluppando su più direzioni. Alla signora Lauretta ora rimane la consapevolezza che non aver opposto resistenza è stata la scelta migliore per lei e la sua famiglia. Da qui un consiglio, soprattutto alle persone anziane. Come noi altri, che sta tranquilli, che faccia quello che dice, se no te colpa. E la stessa notte poco distante a Preganziol i ladri hanno preso di mira la sede del distretto dell'ULSS 2 facendo saltare per aria la cassa automatica per il pagamento del ticket bottino sui 5-6 mila euro. Vediamo. La cassa automatica per pagare il ticket sventrata, le monete ancora sparpagliate sul pavimento, tutti intorno alla devastazione provocata dall'esplosione. Assalto nella notte al distretto sanitario di Preganzioli in via Palladio, dove alcuni malviventi sono entrati dopo aver scassinato la porta d'ingresso posteriore dello stabile e dopo aver posizionato dell'esplosivo hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico per il pagamento di ticket e prestazioni sanitarie. Hanno fatto saltare un punto giallo che è quello dove noi ovviamente abbiamo il contenitore dei soldi, delle varie prestazioni ticket che il cittadino fa. Hanno portato via, immaginiamo, una cifra che è sopra i 5-6 mila euro e purtroppo hanno reso inagibile chiaramente la macchina stessa. L'azienda sanitaria è assicurata contro questo tipo di eventi e tra l'altro non è la prima volta che accade. Qualche tempo fa era stato preso di mira il distretto di Villorba. Adesso andremo a potenziare ovviamente la sorveglianza sia con le telecamere che utilizzando i nostri vigilantes in modo tale che passino più spesso per verificare appunto queste sedi periferiche. Stanotte a Preganziol l'effrazione ha fatto scattare l'allarme del distretto collegato ad un istituto di vigilanza privato. Subito sul posto sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini. Al vaglio anche le immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Le immagini della videosorveglianza sono a disposizione dei carabinieri che stanno indagando. Da questa mattina c'è un uomo del corpo intercomunale di polizia locale che sta lavorando assieme ai carabinieri a visionare le immagini delle telecamere. Abbiamo telecamere per la videosorveglianza, abbiamo targa system non distante da qui. Ci auguriamo che incrociando i dati anche di questi sistemi tecnologici si riesca a individuare chi ha compiuto questo gesto. E ladri in azione anche a Montebelluna, in questo caso il furto è stato sventato dall'intervento dei carabinieri chiamati da un vicino di casa del derubato. Ne è nata anche una colluttazione con i militari dell'Arma che alla fine hanno arrestato il malvivente. È stato grazie alla tempestiva telefonata di un residente ai carabinieri che segnalava la presenza sospetta di una persona nei pressi di un'abitazione in via dei Soster a permettere ai carabinieri di cogliere in flagranza il ladro. Sono riusciti a fermarlo, ma non senza difficoltà. Una pattuglia di Crocetta del Montello, arrivata sul posto dopo la segnalazione, ha notato qualcuno alzare e poi chiudere la tapparella della casa. I due militari si sono posizionati per bloccare le vie di fuga, riuscendo così a fermare un uomo che alla vista del primo carabiniere ha subito gettato a terra una coperta con all'interno degli oggetti, scavalcando la recinzione e tentando di scappare, ma finendo per essere bloccato dal secondo militare. Così ne è nata una colluttazione. L'uomo è un 29enne di origini albanesi residente a Montebelluna, non nuovo ad episodi simili. I due carabinieri hanno rimediato diversi giorni di prognosi in ospedale. Nel corso della perquisizione i militari gli hanno trovato addosso un pugnale con relativo fodero lungo 24 centimetri ed un paio di torce. Una volta entrati nella casa per una successiva perquisizione hanno trovato anche guanti e un cacciavite. L'uomo era riuscito a trafugare 3 quadri, un vassoio ed un piccolo elettrodomestico. Gli oggetti sono stati restituiti al legittimo proprietario, l'arresto è stato convalidato. Il 29enne si trova ai domiciliari con le accuse di furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Per rafforzare la presenza dell'Arma in zone già colpite nelle scorse settimane da furti e intrusioni in abitazione è operativo
attiva da qualche giorno nella zona di Vittorio Veneto in supporto ai colleghi della Territoriale una squadra di intervento operativo del 4° Battaglione Carabinieri di Stanza a Mestre. Una decina i militari che sono già impiegati nel weekend appena trascorso in controlli su strade e pattugliamenti nei comuni di Imiane, Fara di Soligo e Moriago. E con la cronaca ora ci spostiamo sull'altopiano di Asiago, nel comune di Lusiana Conco, dove si è sfiorata la tragedia con un rimorchio di un camion finito questa mattina proprio dentro un condominio. Ci colleghiamo subito con i nostri inviati, vedo Vanessa Banzato con Renzo Rigon per la parte tecnica. A te Vanessa, buongiorno. Sì, buongiorno, ci troviamo in via Velo, nella frazione Velo di Lusiana Conco, dove stamattina davvero si è temuto il peggio, tantissima paura dopo che il rimorchio, un rimorchio su cui erano caricati 2 mezzi, 2 macchinari necessari per l'asfaltatura della strada, pare abbia perso il freno e si sia schiantato completamente contro la recinzione di questa abitazione. Ha abbattuto il muretto, ha abbattuto la recinzione metallica per poi finire contro la facciata della casa. Vedete come ha ridotto il poggiolino, che adesso è completamente inagibile, è stato fermato, messo in sicurezza con degli appositi ferri, però ovviamente è impossibile al momento entrare in questa abitazione. Tanti danni, oltre alla paura. Fortunatamente, questa è una cosa che va sottolineata, all'interno non si trovava nessuno. I vicini sono stati svegliati da un potente boato attorno alle 6. Si temeva davvero che magari ci fosse stato un incidente stradale, che magari ci fossero anche dei feriti. Invece era il rimorchio che adesso, per cause al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco che sono intervenuti, hanno lavorato per ore dalla caserma di Asiago per cercare appunto di mettere in sicurezza e ripristinare l'area, di capire, insomma, appunto saranno i tecnici che cercheranno di capire il perché il freno non abbia retto, e il rimorchio, che era parcheggiato proprio nel parcheggio soprastante le abitazioni, in discesa è finito sopra questa abitazione. Si diceva la paura maggiore è quella che se fosse successo durante la giornata, siccome in questa zona ci sono tante famiglie che risiedono soprattutto con bambini anche piccoli, se succedeva di giorno davvero poteva verificarsi una tragedia. Adesso, ripeto, i vigili del fuoco di Asiago assieme ai loro tecnici stanno cercando di capire il perché, le cause di questo incidente. Tutta la zona, come vedete, è stata transennata, è impossibile entrare nell'abitazione, per quanto sia stato accertato che all'interno non ci sarebbero danni strutturali, di conseguenza soltanto delle problematiche, insomma, che interessano la facciata e la recinzione di questa costruzione al Civico 4 di via Velo. Per il momento è tutto, io ricevo la linea allo studio. Grazie a Vanessa Banzato e Renzo Rigon per questo collegamento dall'altopiano di Asiago. Siamo appunto, l'avete capito, nel comune di Lusiana Conco. Tra poco dovremo avere in collegamento i colleghi della nostra redazione di Venezia, ma intanto con la cronaca ritorniamo in provincia di Treviso, a Villorba, per tornare ancora a parlare di furti, perché ce n'è stato nei giorni scorsi uno davvero ingente ai danni di una abitazione, dove i ladri hanno rubato una cassaforte del peso di oltre 2 quintali con dentro fucili e munizioni. Se arriviamo fuori, in 10 minuti il gaverto, il spacca, il porta via, e così arrivai, non c'era più nessuno, 10 minuti di orologio. Dopo quello che gli è capitato non se la sente di apparire Luciano Bruniera, perché proprio non si aspettava che giovedì sera, mentre lui era a cena con la moglie e il figlio era appena uscito per una commissione, i ladri sfondassero questo finestrone, ma soprattutto avessero nel mirino la sua cassaforte con dentro fucili da collezione e relative munizioni. Un armadio di acciaio da oltre 2 quintali al piano superiore della sua villetta di via Da Vinci, a 2 passi dal centro di Carità di Villorba. E viene a Germania, mi avevo tolto l'armeria con la regina, e pesa vuoto, era dichiarato, pesa 1,5 quintali. Metti 10 anni, arriveremo anche a 1,80. Comunque
e poi alzarlo, perché mi so che lo porta su. Tanto mi ha toccato cavare la porta, però io non appiglio quel man, perché il tessile è tutto assim, in 4.000 minimo che sia sta in 4. E io faccio porta giù, io rovinano che dico perché dico che io faccio. Immagino. Portare sulla tromba d'aria, messo su sto rimane e butta basso, e dopo che sei nati di 20 metri. Quindi per quanti danni? Danni parecchi, e dei armi che danno una cifra elevata. E questo è il risultato del volo della cassaforte sul pavimento e il relativo trasporto all'esterno. E tutto in tempo record, appena 10 minuti verificati dai sensori sparsi in tutta la casa, ma soprattutto dalla tempestività del figlio, rientrato immediatamente una volta scattato l'allarme. Ora il signor Luciano spera che la cassaforte venga ritrovata integra, perché è davvero difficile aprirla. Non sei, adesso fa la normativa, pesa 45 kg. Qua, se pensi che avevo 30 anni l'armadio, ieri i primi cosa io fuori all'obbligo, sì. Ieri i primi, batta, da pagare il signore che viene, perché dice più anni che resto. Ecco, allora andiamo a Venezia, vedo in collegamento la nostra Ilaria Marchiori con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Siamo al porto di Venezia dove c'è la conferenza stampa di fine anno per un bilancio di un tema particolarmente caldo ed importante, quello del porto per la città di Venezia. A te Ilaria, buongiorno. Ecco sì, infatti buongiorno Marta, a te e ai nostri telespettatori. Siamo qui proprio insieme al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei porti di Venezia e Chioggia, Fulvio Lino Di Blasio, proprio perché si sta tenendo una conferenza sia per parlare di quello che è stato insomma questo anno ma anche i bienni precedenti, sia soprattutto per parlare delle novità che ci aspettano nel 2024 e gli anni successivi. Sì, abbiamo fatto un punto sull'andamento dei traffici a Venezia e a Chioggia. È stato un anno difficile per tutta la portualità italiana. Abbiamo registrato una contrazione dei traffici, soprattutto in alcune categorie merceologiche, ma stiamo facendo dei grandi investimenti per rilanciare. In particolare abbiamo presentato alcune linee di intervento che erano già previste nel nostro piano strategico, abbiamo presentato le attività che io sto svolgendo come commissario di governo per Monte Sindial, che è un'area all'interno del porto su cui abbiamo pubblicato il bando più importante mai pubblicato come autorità portuale. Abbiamo dedicato circa 290 milioni di euro a quest'area, il cui investimento è comunque più grande, coinvolgeremo anche i privati, e abbiamo bandito proprio quest'anno per un primo stralcio di questa piattaforma logistica, che è una novità assoluta all'interno della nostra autorità, novità come movimento, un'opera che era ferma da circa 10 anni. Per quanto riguarda i passeggeri, anche prosegue l'attività del commissario crociere e stiamo pubblicando il bando per la progettazione della nuova stazione marittima a Marghera, canale Nord lato Nord, per 2 accosti da 300 metri, e questo si aggiunge a tutti gli studi, tutte le progettazioni che abbiamo lanciato per quanto riguarda la manutenzione dei canali. Sottolineo che sia per quanto riguarda la progettazione del Vittorio Emanuele che per il Malamocco abbiamo messo molte risorse sull'aspetto ambientale, e abbiamo anche pubblicato oggi un bando di 3 milioni di euro per quanto riguarda la caratterizzazione dei sedimenti, necessario perché è entrato in vigore il nuovo protocollo fanghi. Quindi grande focalizzazione sui traffici, ma anche focalizzazione sulla consapevolezza di operare in un ambiente naturale molto delicato. Ecco, Presidente, in tutto questo c'è anche una situazione internazionale che fa paura. Fa paura, ci stiamo sentendo con gli altri presidenti in queste ore, alcune compagnie di navigazione stanno optando per non percorrere il canale di Suez, in quanto alcune navi sono state oggetto di un'aggressione da parte di alcuni miliziani, e quindi le navi alcune, scegliendo di fare il periplo del continente africano. Ovviamente questo ha un impatto diretto non tanto per Venezia, che non ha collegamenti col Far East, perché le navi che vanno in quei lidi non hanno una dimensione che non è compatibile con la profondità del Mose, i nostri canali, ma in ogni caso la portualità del Mediterraneo ne risentirebbe pesantemente laddove ci fosse un protrarsi della situazione, perché a quel punto ovviamente i collegamenti con i mercati europei sarebbero più convenienti andare direttamente nei porti del Northern Range, quindi avrebbe meno la convenienza all'attraversamento anche ferroviario che abbiamo noi come posizionamento italiano. Quindi stiamo guardando a questa situazione con grande preoccupazione.
Ecco, dunque avete sentito, gli argomenti non sono facili e non sono nemmeno semplici da sintetizzare, ma il presidente Di Blasio è stato molto chiaro anche nell'illustrare quali saranno le novità degli anni futuri a partire proprio dal 2024. Qui da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio, ringrazio il presidente. Grazie Ilaria, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Venezia. Da Venezia noi andiamo a Padova, dal Bignasego per la precisione, dove poteva finire davvero male una festa. Ci racconta il perché Valentina Visentina. Ecco, ti vedo Valentina, buona giornata. Sì, buongiorno. Una brutta storia di una lite scoppiata durante una festa a cui erano presenti anche tanti bambini è accaduto qui ad Albignasego, nel quartiere di Sant'Agostino, lungo via Foscolo, all'interno di un condominio. Una lite per un parcheggio, nonostante insomma sia un periodo di Natale in cui si dice siamo tutti un po' buoni, un po' più buoni. No, non è stato così, anzi è finita veramente a cazzotti questa rissa, con una persona che è stata colpita alla testa, che è stata portata in ospedale. È stato necessario anche l'intervento dei vigili dei carabinieri, scusate, che hanno riportato la calma tra i due contendenti. La lite per un parcheggio, un condomino non ha gradito il parcheggio fatto da una persona che era presente alla festa e ha cominciato ad aggredirlo, prima verbalmente e poi anche fisicamente. Ne è nata una colluttazione, ad avere la peggio appunto un uomo che è stato ferito, colpito alla testa e che è stato portato in ospedale per accertamenti. Il tutto purtroppo è avvenuto sotto gli occhi di alcuni bambini che erano presenti a questa festa. Questa è una notizia di cronaca, come ce ne sono tante oggi per Padova e il padovano. Infatti è una notizia di pochi minuti fa. C'è stata anche una donna 90 padovana che invece è stata investita mentre stava attraversando la strada in bicicletta da un'auto che appunto non accidentalmente l'ha toccata e fatta cadere. La donna è stata portata in ospedale, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, è stata subito soccorsa da una pattuglia invece della polizia locale che stava effettuando proprio dei controlli in zona e che si è accorta subito dell'incidente. Tanta cronaca dunque dal padovano oggi. Intanto dal Bignasego è tutto, restituisco la linea allo studio. Sì, grazie Valentina Visentin, buon lavoro. Noi con la cronaca rimaniamo nel padovano perché c'è stato l'arresto di un uomo, un ventenne radicalizzato, si diceva pronto al martirio, divulgava messaggi di odio contro ebrei, cristiani e contro la comunità LGBTQ. Inneggiava al martirio e realizzava tutorial sui social per preparare esplosivi in casa. Un ventenne italiano di origine marocchina residente nella bassa padovana è stato arrestato dalla Digos di Padova perché è ritenuto responsabile dei reati di apologia e di istigazione a delinquere aggravati dalla finalità di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo internazionale. L'indagine della Digos Euganea, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è iniziata nel marzo del 2022. Il ventenne, esperto informatico, era in grado di nascondere la sua identità digitale, ma dalle indagini è emerso come si fosse avvicinato ad una rete di contatti anche all'estero radicalizzati e che inneggiavano agli attentati compiuti da gruppi terroristici islamici come Al-Qaeda e Daesh. Nei suoi computer i poliziotti hanno ritrovato numerosi video in cui vengono riprese le fasi di allenamento fisico dei mujahideen, esercitazioni belliche e l'iscrizione ad un canale Telegram dove venivano diffuse lezioni di combattimento e suggerimenti per acquistare Bitcoin. Il ventenne nei suoi post inneggiava al martirio e alla jihad e a preoccupare erano soprattutto le date in cui divulgava i suoi messaggi di odio. L'attività sui social infatti si concentrava sempre a ridosso dell'anniversario dell'11 settembre, dell'8 febbraio, giornata in cui vennero lanciate le vignette satiriche del giornale francese Charlie Hebdo, in occasione del Natale e subito dopo lo scoppio dei conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese. Il giovane inoltre manifestava propositi violenti contro soldati americani, ebrei, cristiani e verso la comunità LGBTQ. Nel Vicentino ora controlli della Guardia di Finanza per le festività natalizie. Scoperto un evento aperto al pubblico non autorizzato, sanzionata la vendita di prodotti da fumo a minori e l'accensione di videoslot nei bar in orari non consentiti. Vediamo.
Controlli a tappeto da parte della Guardia di Finanza, che ha eseguito l'accesso in uno stabile dove era stato programmato e pubblicizzato sui social un evento danzante aperto al pubblico con un pagamento di un contributo in denaro. I militari della tenenza di Thiene hanno accertato la fornitura da parte degli organizzatori dell'evento a decine e decine di avventori presenti, oltre che del servizio di musica e intrattenimento, anche della somministrazione a pagamento di bevande. Accertata l'assenza di licenza di pubblica sicurezza e la mancata segnalazione di inizio attività necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande, i militari hanno provveduto a contestare agli organizzatori dell'evento le violazioni amministrative per l'esercizio di una sala da ballo aperta al pubblico senza licenza e per aver esercitato attività di somministrazione temporanea di bevande senza aver presentato la prescritta segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico per le attività produttive del Comune. Inoltre, nell'ambito dei controlli sul territorio, potenziati per il periodo natalizio, i militari hanno comminato al titolare di un negozio di Thiene la sanzione amministrativa di 1.000 euro per aver venduto ad un minore 2 liquidi di ricarica per sigarette elettroniche contenenti nicotina, e ai titolari di 3 bar, 2 a Sandrigo e 1 a Thiene, la sanzione complessiva pari a 9.000 euro a seguito del rinvenimento da parte delle pattuglie operanti di 18 videoslot installate nei 3 bar funzionanti e a disposizione del pubblico fuori dalla fascia oraria consentita dalla legge regionale. Controlli della Guardia di Finanza su giocattoli e beni da regalo in vista del Natale. Le Fiamme Gialle di Venezia hanno sequestrato nel fine settimana circa 140.000 articoli, ai quali si sommano quelli sequestrati nelle scorse settimane in analoghi controlli, per un totale, pensate, di circa 260.000 pezzi tra bigiotteria, accessori d'abbigliamento, cancelleria, giocattoli, decorazioni natalizie ed altri articoli privi delle indicazioni previste dal codice del consumo. In particolare nel centro storico Lagunari i finanzieri hanno sottoposto a controllo 5 esercizi commerciali riconducibili ad una società gestita da un italiano, rinvenendo e sequestrando circa 11.700 prodotti. Le violazioni amministrative accertate sono punibili con una sanzione massima di circa 130.000 euro. In terraferma i militari invece hanno individuato un negozio gestito da un cittadino cinese, all'interno del quale sono stati rinvenuti 5.294 addobbi natalizi privi dei requisiti di sicurezza. E ancora a Chioggia si è provveduto al sequestro di 2.137 articoli senza le indicazioni previste. L'operazione della Guardia di Finanza ha riguardato anche i territori di Mira, Dolo e Marconna. Torniamo ora nel Padovano in vista del processo dell'automobilista che l'ha investito. Un video mostra come è avvenuto l'incidente mortale di Galliera Veneta, costato la vita ad un 21enne del posto. Vediamo. L'incidente è costato la vita al 21enne Alberto Moretti, morto il 18 giugno del 2022 a Galliera Veneta mentre era in sella la sua Ducati. È stato ripreso da un video e, analizzando le immagini di quel filmato, il capo d'accusa della donna alla guida dell'auto che svoltando ha colpito il giovane facendolo cadere è cambiato da omicidio stradale in concorso a omicidio stradale. La 41enne dovrà comparire davanti al giudice il prossimo marzo per il patteggiamento. Inizialmente la donna, residente a Tezze sul Brenta, era stata accusata di omicidio stradale in concorso perché sembrava che il 21enne stesse viaggiando ad una velocità sostenuta, ma le immagini del video dimostrano come l'automobilista al momento di svoltare non abbia azionato la freccia, compiendo così la manovra fatale per il giovane centauro e facendo anche un doppio errore non in concorso. L'incidente mortale era avvenuto il 18 giugno del 2022 lungo la Postumia 53 a Galliera Veneta, a pochi metri dalla casa in cui viveva il 21enne motociclista. Ed ora andiamo nel Bellunese con la tragedia sul lavoro che si è verificata nella giornata di ieri, l'ennesima di questo 2023. Questa volta lo scenario è il piazzale di una fabbrica in fase di trasferimento, la Intershock, che dalla zona industriale di Alpago sta spostando i propri macchinari nella nuova sede di Vittorio Veneto. È lì che durante il caricamento su un autocarro di un pesante aspiratore il mezzo si è sganciato travolgendo un operaio
operaio di 57 anni, Zeliko Manarin, italo-croato, da anni residente a Ponte nelle Alpi. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare, vani i soccorsi del personale sanitario del 118, intervenuto assieme ai tecnici dello Spisal, ai carabinieri di Ponte nelle Alpi, che hanno ora avviato le indagini per ricostruire l'infortunio mortale. Particolarmente scosso anche il sindaco di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini, che ricorda l'uomo come una persona buona ed educata, un gran lavoratore ben inserito nella comunità. E proprio sulla questione degli incidenti sul lavoro, ieri ha lanciato l'allarme la CGIL di Venezia, che ha creato anche una linea telefonica gratuita. Sono più di 80.000 gli infortuni registrati in Veneto nel 2022, più di 15.000 quelli registrati a Venezia, numeri pazzeschi. I dati INAIL sugli infortuni fotografano una situazione drammatica e la CGIL lancia l'allarme. L'incidenza di quelli dichiarati è pari al 3,74%, ma gli infortuni con esito mortale rappresentano solo una piccola punta dell'iceberg. Inoltre, I lavoratori che hanno tra 50 e 59 anni rappresentano il 27% delle denunce per infortuni. Questo vuol dire che aver aumentato l'età lavorativa, che aver aumentato soprattutto i ritmi lavorativi, che costringere i lavoratori a fare continui straordinari per avere retribuzioni adeguate sta colpendo la loro salute, la sta colpendo in maniera inequivocabile. 207 gli infortuni in agricoltura, ad esempio, 2.105 quelli avvenuti per conto dello Stato, oltre 13.000 quelli nell'industria e servizi. Di fronte a questo scenario, la CGIL Venezia ha deciso di dedicare una linea telefonica e WhatsApp gratuita al numero 342 77 57 193, attiva dalle 14.30 alle 17.30 da lunedì al giovedì. Poi lancia un appello. Servono per questo interventi sui salari, per dare la possibilità di godere dei giusti riposi, delle giuste pause, per evitare che siano i lavoratori a pagare i costi della ripresa. Oltre a questo, da tempo chiediamo interventi di rafforzamento dei tecnici della prevenzione, rafforzamento di tutti quei soggetti pubblici che sono deputati alla prevenzione, al controllo, alle verifiche. E chiediamo a tutte le istituzioni di assumere impegni chiari, di rivedere il piano regionale che non ha dato le risposte che ci si aspettava e di mettere davvero al centro dell'agenda istituzionale la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un'ultima ora giunta proprio poco fa in redazione, quella relativa alla nomina della nuova assessora alla cultura del Comune di Treviso. L'ha comunicato poco fa il sindaco Mario Conte, Maria Teresa Di Gregorio, che dal 1° di gennaio assumerà le deleghe alla cultura, alle biblioteche, ai musei e ai teatri e al turismo del Comune di Treviso. Maria Teresa Di Gregorio è già stata in regione con l'incarico appunto di dirigente del settore cultura. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca. Per mesi ha stornato gli scontrini della spesa fatta dal compagno. La cassiera infedele di un supermercato di Padova, i carabinieri hanno denunciato la donna e anche il compagno. Ammanchi regolari e sempre dalla stessa cassa. A notare le anomalie il direttore di un supermercato del centro di Padova che, insospettito dall'atteggiamento di una delle commesse, una 49enne che vive in città, ha sporto denuncia ai carabinieri. L'indagine ha presto rilevato quanto accadeva. Nel supermercato a fare la spesa entrava il compagno, anche lui 49enne, che si presentava alla cassa della donna, che dopo aver passato tutti gli articoli stornava a zero il valore della merce. Fatale per la coppia l'ultima spesa, quando l'uomo è stato bloccato all'uscita del supermercato dai carabinieri con il carrello pieno e uno scontrino stornato a zero a fronte di una spesa di oltre 300 euro. I due hanno quindi rimediato una denuncia per furto in concorso.
Una vicenda davvero incredibile, quella che vi raccontiamo oggi, vittima dell'odiatore seriale sui social, pensate, per avere salvato una mamma e la sua bambina con disabilità che rischiavano di essere investite sulle strisce pedonali. È accaduto nel quartiere Montà di Padova. Stavo attraversando, appunto, erano le 2 di pomeriggio, quindi stavo per andare in direzione comunque pedonale, dove appunto ho visto questa mamma che con fatica stava cercando di attraversare le strisce pedonali, e il mio gesto che mi era venuto in quel momento era comunque darle una mano, un supporto che potesse anche essere trasportare la carrozzina. Mai avrei pensato comunque di vedere comunque poi nella direzione opposta un'auto, tra l'altro, a parte anche la velocità in cui andava, di sfrecciare a tutta corsa. Non ci ha pensato un attimo Federica Marinaro, ha spinto la mamma che stava attraversando con fatica le strisce pedonali davanti alla chiesa di Sant'Ignazio a Montà, popoloso quartiere di Padova, riuscendo a evitare che sia lei che la figlia di appena 2 anni, che vive grazie a un respiratore per una malformazione genetica ai polmoni, fossero investite dall'auto, un Audi, che non si è neppure fermata. Una via molto pericolosa, via Montà, strada di attraversamento e di quartiere, dove il limite dei 50 km/h spesso viene ignorato. Un gesto istintivo quello di Federica. Non ci ho pensato in quegli istanti, in quel momento c'era di fare il mio dovere, quindi comunque di aiutare quella persona in difficoltà. Mi sono io fiondata in mezzo alle strisce pedonali proprio per aiutare quella mamma, ma ripetiamolo, quella bambina comunque di 2 anni. Mai avrebbe pensato Federica che il grazie della mamma, che ha raccontato il fatto sui social, potesse trasformarsi in odio da tastiera, con insulti pesanti e molto offensivi nei confronti suoi, della mamma e della bambina. Sono partiti comunque dei commenti, i primi che mi hanno scritto tra l'altro dicevano: peccato che non sono diventata comunque io invalida come la bambina, o ancora comunque del gesto che facesse talmente schifo e non avesse rilevanza. Ma poi si è implementato di più questo odio con ideatori che mi hanno anche augurato, purtroppo, come la povera ragazza Giulia Cicchettini, la sua tragica fine, diciamo. Ed è questa stata comunque la cosa più eclatante, ma anche più scandalosa, se possiamo dire in questo modo. Ed è veramente una cosa che mi fa anche male comunque vederlo e sentirlo anche proprio personalmente. A mandare una lettera alla nostra redazione la mamma della bambina, con un grazie di cuore a questa giovane e coraggiosa donna. Non intraprenderà alcuna azione legale Federica Marinaro. Da odio nasce odio, teme. Ho paura comunque e settore comunque di incitare di più l'odio già di queste persone che nascono comunque con un'infelicità o non capacità comunque di chiedere aiuto in qualche modo. Ecco, è davvero incredibile questa vicenda. Noi ora ci colleghiamo, vedo che appunto è con noi il nostro primo ospite di quest'oggi. Grazie per essere con noi e benvenuto a Loris Pederiva del telefono amico di Treviso. Buongiorno. Un collegamento. Marta. Buongiorno e grazie per essere con noi, per lanciare anche quest'anno questa iniziativa in occasione delle feste del Natale, no? Di telefono amico, questa maratona non stop che durerà dalla vigilia di Natale fino a tutta la giornata di Santo Stefano. Ecco, prima di entrare poi nel merito dell'iniziativa, di quelli che sono i dati di telefono amico, volevo commentare con lei, se l'ha visto, insomma, il servizio che abbiamo appena visto, che è segno anche dei tempi che stiamo vivendo, no? Sì, ovviamente quello che abbiamo visto è relativo ad un fatto di cronaca che ha smosso molti animi. Il polso della situazione della nostra società lo teniamo anche noi. Faccio presente che noi come volontari in tutta Italia siamo in 600, eppure in ogni momento della giornata ci sono almeno 2 o 3 telefonate in coda alle quali purtroppo non riusciamo a rispondere. Questo cosa sta a significare? Questo significa, significa che servono più operatori per telefono amico, ma significa che c'è anche tanto che le persone hanno bisogno di portare, tante cose che le persone hanno bisogno di esprimere, di portare. I nostri interventi sono relativi a diversi tipi di disagio, ad un'ampia gamma di diverse problematiche che possono avere le persone che si rivolgono a noi, le difficoltà relative alla solitudine, al disagio, alle difficoltà economiche o relazionali, ma noi ci rendiamo veramente conto che c'è tanto da fare nell'accogliere il disagio di queste persone.
Ecco, sono davvero tante le telefonate che voi ricevete. Stavo scorrendo i dati che ci ha mandato relativi appunto alla relazione dell'anno scorso, insomma gli ultimi dati disponibili, quelli al 31/12 del 22, e effettivamente insomma sono dei dati sicuramente significativi. 3.889 contatti, addirittura 67 chiamate con monitoraggio di suicidio, quindi insomma davvero dei segnali di un mondo che sta lanciando un messaggio e un allarme anche ben preciso per tutti noi. Sì, e infatti i numeri che lei ha visto sono relativi solo al centro di Treviso. Noi come operatori di telefono amico Treviso nel 2022 abbiamo raccolto quasi 4.000 telefonate e diverse migliaia di chat sulla linea del WhatsApp amico, perché abbiamo anche il servizio del WhatsApp amico per chi preferisce rivolgersi al WhatsApp amico. Abbiamo anche il servizio della mail amica, perché alcune persone preferiscono esprimersi utilizzando lo strumento delle email. Però è vero, sono numeri che lasciano ovviamente un po' perplessi, nel senso che le difficoltà che ci vengono portate dalle persone sono prevalentemente magari il bisogno di compagnia, la solitudine, i problemi familiari, le difficoltà nei rapporti, il disagio psicologico, la solitudine, la depressione. I giovani ci portano altri tipi di problematiche. Ci sono alcuni giovani che ci portano, soprattutto nel WhatsApp, abbiamo diversi interventi, e questo purtroppo lascia molto disarmati, di intenti suicidari. Sono tantissimi giovani che ci scrivono su WhatsApp e ci dicono: io non ce la faccio più, io non mi sento capito, io non mi sento, ho questo male dentro, questa sofferenza dentro, e a volte c'è chi ha l'intento di rivolgere violenza contro se stesso. Questo è preoccupante. Allora, noi quest'anno abbiamo deciso di fare per il 10° anno di fila la non-stop natalizia, e la non-stop natalizia, la crociata di questa non-stop è proprio contro la solitudine. La solitudine è un male che non si vede, un male che difficilmente si riesce a diagnosticare. Se io guardo fuori dalla mia finestra vedo tante macchine anche molto belle, tanti camion, tante persone che si muovono, tante persone che sembrano stare bene, magari con una punta di invidia posso anche dire: ma guarda che bene stiamo. Ci sono tantissime cose che non vediamo, delle quali non ci accorgiamo. La nostra crociata quest'anno è verso la solitudine. La solitudine non è necessariamente una cosa cattiva. C'è una solitudine buona, c'è la solitudine che io ho nel mio momento di raccoglimento, quando cerco di raccogliere un po' le idee, c'è la solitudine nella meditazione o la solitudine nel momento di preghiera per chi è fedele. C'è una solitudine dolorosa, c'è una solitudine che porta sofferenza, che può essere l'anziano che passa il Natale da solo, perché non dimentichiamo che per tanti il Natale è il periodo più bello dell'anno, ma per chi è solo, sta attraversando un momento di disagio, è il momento più difficile. È proprio per queste persone, anche per queste persone, che noi saremo attivi 24 ore su 24, dalla vigilia di Natale fino alla mezzanotte di Santo Stefano. Ecco, lo sappiamo, no? Perché purtroppo il Natale, che per moltissime persone, come lei diceva, per i bimbi, per tante famiglie, rappresenta proprio il momento della gioia, dell'unione con i propri cari, del ritrovarsi in famiglia con le persone alle quali vogliamo bene, per chi vive in situazioni di solitudine, proprio per questo contrasto, no? Rappresenta forse il momento più difficile dell'anno, tant'è che purtroppo le statistiche danno sia uno dei periodi con il maggior numero di suicidi, questo, no? Diciamo, in questi 10 anni, no? Lei diceva da 10 anni voi fate questa maratona non stop nel periodo natalizio, che feedback avete avuto dell'iniziativa? Beh, le telefonate che ci arrivano e anche le chat di WhatsApp sono nell'ordine delle centinaia. L'anno scorso circa 720 interventi solo durante questa non stop. Allora, è un'esperienza forte per chi fa anche l'operatore. Prima proviamo a pensare che motivazione veramente potente deve esserci dietro
dentro ad una persona che decide nel cuore della notte di chiamare qualcuno, di chiamare, nel nostro caso di chiamare telefono amico. Cos'è che spinge queste persone a chiamare? E è un'esperienza forte anche per gli operatori, perché gli operatori decidono, operatori ai quali va tutta quanta la mia stima e la mia gratitudine, perché l'operatore di telefono amico è un eroe nel suo piccolo, nella sua discrezione, nel suo lavorare nel segreto e nell'anonimato. È un'esperienza forte perché l'operatore lascia da parte la sua vita, la sua quotidianità per andare ad accogliere la sofferenza di queste persone. Quest'anno andiamo anche a portare, si possono vedere nel sito telefonoamico.it le esperienze dirette degli operatori che raccolgono questi interventi durante la notte o comunque durante questi periodi festivi, e sono andata a vederli perché sono veramente esperienze forti. Ecco, sono esperienze forti, ma che danno anche molto, no? a voi che vi mettete in gioco proprio per aiutare gli altri. Abbiamo visto prima, finché lei parlava, anche le immagini dello spot di Telefono Amico che cerca dei volontari. Quindi un'azione, diciamo, quella di diventare volontari di Telefono Amico per fare del bene agli altri, ma che dà qualcosa di profondo anche a chi lo fa, no? A chi risponde a queste telefonate. Beh, diventare operatore di telefono amico è un percorso bellissimo, non lo dico solo da operatore, ma lo dico anche da persona che segue i corsi, che vede le persone che si approcciano poi a questo tipo di volontariato. Non basta ovviamente una cornetta per fare un operatore di telefono amico, serve un corso di formazione che dura diversi mesi. In questi mesi l'operatore impara a come vanno gestite le varie problematiche che possono succedere, che possono venirci riportate. Si parla di elaborazione dei lutti, si parla di come gestire problematiche, disagi, violenze domestiche, tutto quanto il ventaglio delle cose che possono venire, che possono portarci le persone che ci chiamano. È un'esperienza forte, ma è anche un'esperienza di crescita, è un percorso che sicuramente consigliamo di fare a tutti quanti. Quello che si vede nel nostro spot è che l'operatore di telefono amico è una persona comune, può essere lo studente, può essere la casalinga, può essere il poliziotto, può essere l'impiegato, può essere qualsiasi persona che ha voglia di donare il proprio tempo e le proprie capacità. E ovviamente tutto questo lo facciamo in ottica di volontariato. Tutto quello che fa Telefono Amico è in ottica di volontariato. Non ci occupiamo solo di rispondere al telefono o di rispondere al WhatsApp, collaboriamo anche con l'ULS, collaboriamo anche con le scuole, facciamo dei corsi relazionali nelle scuole e questi ci danno un riscontro veramente, veramente importante per noi. È una vera soddisfazione fare questo tipo di volontariato. È forte, ma è anche molto remunerativo. Ecco, se per caso qualcuno che speriamo naturalmente qualcuno che ci guarda sia rimasto colpito e voglia mettersi a disposizione per Telefono Amico, che caratteristiche diciamo sono richieste per diventare operatore e che disponibilità anche è richiesta? Beh, le qualità richieste sono voglia di mettersi in discussione prima di tutto e avere il tempo da dedicare per fare questo tipo di volontariato. All'operatore è richiesto di dedicare alcune ore durante il mese per fare questo tipo di servizio e tutti gli ascolti vengono fatti dalla nostra sede, ma l'operatore rimane sempre nell'anonimato. Questo è uno strumento molto importante. L'anonimato è uno strumento fondamentale per dare libertà alle persone di esprimersi, perché chi ci chiama deve parlare di sé, non deve star là a preoccuparsi di essere giudicato in alcuna maniera, e l'anonimato è fondamentale per aiutare le persone a sentirsi sicure di non essere giudicate. È uno strumento utile anche per gli operatori, rimanere anonimi. È un po' un'arma a doppio taglio, perché qualcuno comunque alla fine deve metterci la faccia, altrimenti rischiamo di non essere credibili. Telefono Amico è un'associazione che lavora, noi a Treviso lavoriamo da quasi 30 anni ormai in questo tipo di volontariato e siamo in 50 operatori a Treviso. Chi vuole provare a fare questo percorso può mandare una mail a volontari@telefonoamico.it, e indipendentemente dalla zona, perché in Veneto abbiamo ben 5 centri di Telefono Amico. Noi siamo di Treviso, ma c'è il centro di Bassano, c'è il centro di Padova, c'è il centro di Venezia Mestre, c'è il centro di Vicenza, quindi c'è veramente un ampio ventaglio, un'ampia possibilità di venire a fare questo tipo di volontariato.
Ecco, allora ricordiamo la maratona natalizia, quando parte, quando termina e quali sono i numeri da chiamare. Allora, dalle 10 di mattina del 24 dicembre fino alla mezzanotte del 26 dicembre il numero da chiamare è lo 02 23 27 23 27. Ve lo ripeto, 02 23 27 23 27. E i nostri operatori saranno attivi 24 ore su 24, praticamente per 2 giorni di fila. Ecco, stiamo vedendo alle sue spalle anche il numero di cellulare del WhatsApp, l'abbiamo visto quindi durante tutta l'intervista, che quindi anche quello è molto utile, soprattutto magari per i più giovani, per i ragazzi. Un'ultima cosa le volevo chiedere, Pederiva, nel caso voi vi rendiate conto di una situazione davvero difficile e anche pericolosa, che cosa fate? Sicuramente c'è una serie di regole, di protocolli che anche l'operatore deve seguire. Una buona maggioranza dei casi, delle telefonate che ci vengono portate sono problemi di solitudine o problemi che riusciamo comunque a gestire. Noi siamo il pronto intervento emotivo. Il nostro intervento si chiude nell'arco di una telefonata, che possono essere 10 minuti, può essere anche un'ora, quello che serve. Poi per quanto riguarda invece l'intervento di soluzione del problema, il nostro compito è quello di portare la persona che ci chiama a trovare le risorse, a trovare l'energia per scegliere di rivolgersi allo psicoterapeuta, al centro di aiuto, all'ente, alla persona che può dargli effettivamente l'aiuto concreto. Non è per niente scontato questo, perché in moltissimi casi tante persone che ci portano situazioni, per esempio, di violenza domestica, sono solo delle persone disorientate, che non si rendono conto di quello che gli sta succedendo, che sono convinte magari di essere in una situazione di normalità. E ragionarci insieme ad alta voce è il primo passo per portare la persona a fare una scelta verso la strada giusta, perché una scelta che noi imponiamo, un consiglio che noi diamo non funziona. Ogni scelta deve venire da se stessi, questo è il principio fondamentale. Certo, senz'altro, e magari il vostro ruolo è proprio quello di far capire alla persona, no? Indirizzarla verso il canale più adeguato a seconda della problematica, del disagio, della difficoltà che viene esposta a chi possa effettivamente aiutarla. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi e buon lavoro naturalmente per questa non stop natalizia che vi vede impegnati come operatori di Telefono Amico. Grazie, buona giornata. Grazie Marta e buon Natale a tutti quanti. Grazie anche a voi per questo importante servizio che fate tutto l'anno, a maggior ragione nel periodo delle feste. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, approfondimento sul super bonus. Torniamo a parlare di un tema che continua ad essere molto caldo e dibattuto con l'avvocato Andrea Codemo. Grazie avvocato per essere con noi ancora una volta ed aiutarci ad orientarci all'interno di questo labirinto ormai che da 3 anni ci sta accompagnando e sta accompagnando le imprese e tutti coloro che hanno cercato di usufruire di questo super bonus per poter riqualificare energicamente dal punto di vista energetico la propria abitazione. Bene, le ultime informazioni che si hanno relativamente alla manovra sembrano gelare le speranze di coloro che speravano in una proroga almeno nei primi mesi del 2024. Vedremo che cosa accadrà, no? nelle prossime giornate, avvocato. Sì, certo, effettivamente questa è la situazione. Il ministro Giorgetti la scorsa settimana aveva detto che non ci sarebbero state proroghe ulteriori nel super bonus così come lo conosciamo nella misura del 110% per semplificare, ed effettivamente anche dalle indicazioni di oggi provenienti dalla stampa specialistica
tempistiche e quindi sulle indicazioni provenienti dal governo non vi sono intenzioni di prorogare ulteriormente. Vuol dire che al 31 dicembre 2023 il superbonus, così come lo conosciamo, finirà, non finirà totalmente, finirà nella misura del 110% per passare gradatamente nel 2024 al 70%, nel 2025 al 65% per poi definitivamente concludersi questa parentesi del superbonus. Cosa vuol dire? Vuol dire che la proroga che si attendeva, la proroga della misura del 110% per interventi ancora non ultimati e quindi per interventi in itinere non ci sarà, e quindi al 31 dicembre 2023 dovremmo aver ultimato i lavori e pagato gli interventi laddove il bonus beneficiava della cessione del credito o dello sconto in fattura. Viceversa dovranno essere solamente pagati e potranno dilatarsi ancora un po' gli interventi, ma devono essere stati fatti nella misura del 60% al 30 settembre 2023 per i soggetti invece che beneficiavano del superbonus ma se lo detraevano autonomamente nella propria dichiarazione dei redditi. Quindi l'auspicata proroga dei termini di ultimazione dei lavori al 2024 ad oggi non c'è stata. Si dice che col mille proroghe, che è il classico decreto dell'ultima ora, il decreto di fine anno, che è diverso dalla finanziaria, che normalmente interviene per qualche aggiustamento ulteriore, si dice appunto che in questo decreto mille proroghe potrebbe intervenire una manovra di proroghe e quindi di posticipazione dei termini, ma è per ora un rumors. Ad oggi a livello normativo non vi è intenzione di modificare quelli che sono i termini a cui alludevo precedentemente. Certo, quindi sempre comunque senza onerosità sul 2024, quindi insomma per lo Stato naturalmente, certo. Quindi ovviamente anche questo sta un po' come dire allarmando soprattutto coloro, mi riferisco ai condomini in particolare, che magari non sono ancora riusciti a terminare i lavori, vuoi per le numerose vicissitudini che abbiamo raccontato in questi mesi legate ai vari stop delle cessioni del credito e quant'altro, con parecchie persone che si trovano in questa situazione che temono di dover come dire, affrontare degli esborsi che non erano stati preventivati e che magari non sono in grado di affrontare effettivamente. Allora sì, questo è il tema. Allora, giusto per dare due dati, il superbonus fonti dell'Enea al 30 novembre 2023 vale 100 miliardi. Cosa vuol dire? Vuol dire che vale l'equivalente di 3/4 manovre finanziarie, quindi ha avuto un impatto da un punto di vista finanziario estremamente importante. Di questi 100 miliardi, buona parte sono denari che sono ricadute sull'erario e sono ricaduti poi spalmati sulla collettività. Il primo ministro Meloni parla di 2.000 euro di debito a persona ed effettivamente se andiamo a distribuire questi numeri sulla platea dei cittadini italiani, questi sono i risultati che abbiamo. È evidente che chi è a metà del guado e soprattutto i soggetti che hanno fatto interventi con sconto o cessione del credito, è evidente che si trovano in una situazione un po' delicata, perché se non ultimano i lavori e non provvedono al pagamento entro al 31 dicembre 2023 non perdono il superbonus, lo perdono nella misura massima che è quella attuale. Ed è evidente che siccome il superbonus nasceva anche come strumento per correggere quelle che erano eventuali violazioni urbanistiche o inadempimenti urbanistici o irregolarità di natura urbanistica e amministrativa sugli immobili, è successo a molti che si sono trovati in corso d'opera a dover sanare situazioni sanatorie che non sempre sono state agevoli e che talvolta hanno ostacolato e impedito o rallentato l'esecuzione dei lavori. Quindi avere oggi uno sbarramento così rigido, quello del 31 dicembre, sapendo che oltrepassando quella data il bonus ci sarà, ma non nella misura originaria, ed era la misura con la quale magari si era pensato di poterla affrontare, potrà ragionevolmente causare a molti dei grossi grattacapi da un punto di vista finanziario, con la difficoltà appunto di completare o di arrivare in fondo al percorso. Per cui questo è un rischio oggettivamente, un rischio importante e un rischio concreto. Al netto di tutte
tutte le truffe eccetera delle quali abbiamo raccontato, no? Abbiamo raccontato e che tutti purtroppo di cui racconteremo, insomma anche questo è un tema caldo, nel senso che anche qui i dati della Confartigianato di Treviso parla di 12.000 aziende a vario titolo impegnate nel mondo dell'edilizia e nel mondo dei bonus. Molte di queste 12.000 aziende sono aziende che sono nate e sorte proprio in questi anni, cioè abbiamo assistito dal 2020 in avanti a un accesso a questo mondo anche da parte dei soggetti che erogano i servizi in materia di bonus, un accesso importante, una crescita importante dei soggetti coinvolti che molto probabilmente proprio con il ridimensionamento del super bonus avranno delle grosse difficoltà a rimanere in piedi. Si parla, si stima a livello di Marca Trevigiana con un terzo di queste 12.000 aziende coinvolte nel settore edilizio che ragionevolmente spariranno o dovranno cambiare vestito. 4.000 aziende non sono poche, no? Non sono poche, si parla di 4.000 tutti gli addetti che ci stanno dietro, alle famiglie. Si parla di 4.000 aziende, di 9.000 addetti e quindi una ricaduta sul tessuto sociale, sul tessuto economico, sul tessuto umano della provincia assolutamente importante. Questo è quello che si stima e quello che si teme purtroppo. Sì, quindi insomma sono due facce della stessa medaglia, no? Da un lato la situazione delle famiglie di coloro che appunto come lei diceva sono a metà del guado, nel senso che non sono riuscite ancora ad ultimare i lavori, in particolare appunto nei condomini, perché a quanto mi sembra di aver appreso per quanto riguarda le singole abitazioni o le villette la maggior parte sono riusciti in qualche maniera a far fronte, sono più condomini più grandi. Sì, che però ovviamente hanno, i condomini si scontrano anche delle difficoltà operative dato dal numero delle persone coinvolte, dalle caratteristiche dell'immobile, dall'entità dei lavori ovviamente da fare. E anche dalle decisioni che devono ovviamente essere prese con delle maggioranze qualificate, cosa che nelle ville singole, nelle case unifamiliari, diventa più agevole. Per dare un ulteriore dato, dei 100 miliardi di cui parlavamo prima, diciamo come valore assoluto a novembre del super bonus, 60 miliardi riguardano condomini, quindi vuol dire che all'interno del monte super bonus i condomini sono quelli che hanno avuto l'impatto o diciamo la ricaduta principale in termini economici. Ecco, quindi secondo lei diciamo in questo momento che scenari si prospettano per il futuro? Allora, lo scenario è che sicuramente il ministro Giorgetti parlava del super bonus come di una morfina che viene data a un malato e che però gradatamente deve essere eliminata per evitare che questa morfina diventi un qualcosa di strutturale. Ed è quello che sta avvenendo con il super bonus. Il super bonus è nato in un momento storico particolare, di difficoltà, era uno strumento per immettere nella disponibilità degli italiani delle risorse economiche in un settore, come dicevo prima, strategico sia come comparto economico ma anche come comparto culturale, perché sappiamo che per l'italiano la casa, la prima casa rappresenta uno degli obiettivi, quando si inizia a lavorare penso che sia l'obiettivo primario proprio culturalmente degli italiani, c'è sempre stata molta tradizione da questo punto di vista, quindi la scelta di intervenire in questo settore era una scelta oculata, dettata da queste cose. Da questo momento. Anche. Ovviamente il super bonus ha portato a dei vantaggi, anche se l'impatto in termini percentuali di quello che è il patrimonio immobiliare su cui si è intervenuto non è amplissimo, si parla di un 4-5%, è altrettanto vero che sempre i dati di Enea nel 2022 c'è stato un risparmio in termini energetici nell'ordine di 3 miliardi, quindi vuol dire che l'efficientamento energetico a cui abbiamo assistito ha avuto una ricaduta anche economica importante. Quindi sicuramente il super bonus così come è nato e l'abbiamo visto in questi anni non esisterà più, è una manovra destinata a ridimensionarsi, ma a ridimensionarsi forse per lasciare spazio a qualcosa di diverso. Due informazioni fondamentali: di bonus edilizi e di agevolazioni nelle ristrutturazioni ne parliamo da fine degli anni 90, hanno avuto delle modifiche e dal 2026 ritorneremo a quello che un'agevolazione strutturale che è il classico 36% sui 48.000 euro, che è un'agevolazione
situazione che anche alla fine dei bonus resterà sicuramente. Ma per le ristrutturazioni in generale. Però c'è un altro tema, ci sono delle direttive europee, mi riferisco alla Casa Green, cioè l'Europa di cui facciamo parte, che ovviamente ci finanzia attraverso il PNRR, ma richiede anche da parte dei soci membri della comunità degli interventi, richiede dal 2030 un efficientamento energetico importante per tutto il patrimonio immobiliare dell'Europa. Questo efficientamento energetico, che passerà per esempio attraverso l'eliminazione delle caldaie a gas a favore del riscaldamento con pannelli solari, ovviamente comporterà degli interventi importanti. Che necessariamente bisognerà fare nelle abitazioni, quindi il tema per forza della riqualificazione energetica non è destinato a tramontare. No, è destinato a mutare. Sicuramente il governo sarà chiamato, il governo e il Parlamento saranno chiamati nei prossimi anni ad intervenire con delle disposizioni normative per allinearsi con quelli che sono i diktat e quelle che sono le indicazioni provenienti dall'Europa. Per cui super bonus e bonus come li conosciamo oggi sono sicuramente in una fase calante, sono una fase di ridimensionamento, sono in una fase di finale, di tramonto. Ma la possibilità che il legislatore e il governo intervengano con altre misure per allinearsi con quelli che sono i principi stabiliti a livello europeo è un'esigenza, è un futuro che sicuramente dovrà avvenire. Come, in che termini, con che caratteristiche, probabilmente facendo tesoro anche di quello che di negativo il super bonus ci ha lasciato, non ha lasciato solo cose negative, ma ne ha lasciate di negative, quindi probabilmente, auspicabilmente, questo dico da cittadino, si interverrà facendo tesoro degli errori che sono stati fatti, ma si dovrà necessariamente intervenire perché la partecipazione all'Europa comporta per tutti gli Stati membri questo tipo di cambiamenti, questo tipo di interventi. Magari tenendo conto anche delle situazioni reddituali dei cittadini, cosa che non c'era con il super bonus, e che poi paradossalmente ha prodotto l'effetto che magari chi aveva più denaro, quindi la possibilità magari con una casa o una villa singola di procedere più spedito, scegliendo le ditte, i professionisti eccetera, è riuscito a riqualificare la propria abitazione, mentre magari chi meno aveva, vivendo in grandi condomini, così ha fatto più fatica, no? O non ci è proprio riuscito. È una delle critiche più frequenti che vengono fatte, ma una critica reale basata su dati oggettivi. C'è anche un altro tema, la capienza reddituale, ovviamente la detrazione fiscale in ragione della capienza reddituale. Più alta è, più capienza hai, meno alta è, meno capienza hai. Quindi auspicabilmente i nuovi interventi dovranno tener conto della capacità reddituale dei soggetti coinvolti. Teniamo presente, perché fa molto effetto, che tra gli interventi super bonus ci sono stati interventi anche su 7 castelli, quindi un qualcosa che uno dice bene. In realtà sono 7 effettivamente, quindi su una mole di 500.000 di interventi edilizi avvenuti in questi anni è un numero assolutamente risibile, però sono castelli con caratteristiche particolari in senso aperti al pubblico, quindi immobili visitabili, quindi immobili con caratteristiche particolari. Però sicuramente, ed è una delle annotazioni che il Primo Ministro ha citato e ha segnalato come elemento di effetto per criticare il super bonus, è vero che 7 castelli sono stati finanziati attraverso il super bonus e probabilmente in futuro episodi di questo tipo non dovrebbero, almeno dal punto di vista di immagine, avvenire. Ecco, Avvocato, considerata la situazione, quale sarà secondo lei il destino anche delle altre tipologie di bonus? Perché appunto il super bonus non è l'unico, ce ne sono stati e ce ne sono ancora parecchi, da quello sui mobili per esempio, penso, piuttosto che alle riqualificazioni delle aree verdi e quant'altro. Beh, allora, ad oggi noi abbiamo uno scenario per il 24 e per il 25. Questi bonus ci sono, anche se ridimensionati, per esempio il bonus mobile è passato da 10.000 euro agli 8.000 attuali e passerà a 5.000 euro nel corso del 2024. L'eco bonus e il sisma bonus slegati dal super bonus continueranno ad esistere anche nel 24 e nel 25. Quindi diciamo che nel 24 e nel 25 assisteremo a un ridimensionamento
momento, ma un'esistenza, una coesistenza ancora dei vari bonus che abbiamo conosciuto in questi anni, bonus barriere architettoniche, insomma diversi bonus continueranno a coesistere. Dal 2026 dovrebbe esserci una definitiva stop a tutti questi strumenti in favore di quello strutturale, che era appunto quello a cui alludevo prima, quello del 36%, quello minimo, ma ragionevolmente in vista di bonus nuovi che dovrebbero essere disegnati dal legislatore proprio in linea con quelle che sono le indicazioni comunitarie. Dell'Europa, certo, sì. Certo. Lei accennava poco fa al bonus barriere architettoniche. Sì. Anche questo abbiamo avuto diverse richieste da parte di informazioni da parte dei cittadini, perché mi corregga se sbaglio, è l'unico che continua ad avere la cessione del credito? No, è assolutamente corretto. Allora, noi nel febbraio del 2023 una delle prime, diciamo, interventi normativi importanti di ridimensionamento e calmieramento importante del superbonus è stato nel febbraio 2023 la esclusione della possibilità della cessione del credito e dello sconto in fattura. Quindi per tutti gli interventi iniziati dopo il febbraio 2023 non è possibile avere lo sconto in fattura e la cessione del credito, salvo che i titoli abilitativi non fossero precedenti a questa data. E questo quindi spartiacque è uno spartiacque netto. Quindi oggi, se qualcuno vuole intervenire anche con il superbonus, con il bonus ordinari, sa che può intervenire senza più cedere il credito e senza più beneficiare dello sconto in fattura, che erano due strumenti che hanno diciamo, potenziato notevolmente il superbonus nella sua, e i bonus edilizi nella loro vita. Uno dei pochi bonus che oggi ancora beneficiano di cessione e sconto è proprio il bonus barriere architettoniche, che può essere diciamo, collegato e unito agli altri bonus, ma che a differenza degli altri bonus sconta ancora questa facoltà e questa possibilità. Ovviamente però il bonus barriere architettoniche è un bonus che ha all'interno di una ristrutturazione un impatto relativo, perché quali sono le barriere architettoniche? Sono ovviamente i bonus, a cosa servono? Servono fondamentalmente agli ascensori, ai montascale e all'interno degli immobili, soprattutto alle porte e ai servizi igienici, perché devono essere pensati ovviamente per consentire l'accesso a persone con difficoltà motorie, e quindi hanno delle caratteristiche particolari. Questo bonus, che sussiste, esiste ancora, è uno dei pochi, se non l'unico, ma uno dei pochi, che beneficia ancora dello sconto in fattura e della cessione del credito, a differenza di tutti gli altri bonus invece che non beneficiano più di questa facoltà di questa possibilità. E può richiederlo, glielo chiedo, sa perché ci hanno chiamato in redazione, può richiederlo chi ha delle disabilità? Non necessariamente, non è necessariamente legato alle disabilità, deve avere ovviamente le caratteristiche dell'intervento, devono essere le caratteristiche finalizzate all'utilizzo di persone, non necessariamente con disabilità, pensiamo anche a una persona anziana, delle persone, cioè il montascale o l'ascensore non necessariamente serve solo a persone con disabilità, anche una persona anziana, una persona con delle problematiche fisiche può averne bisogno, e quindi sono dei bonus che non necessitano una patologia conclamata, ma necessitano degli interventi oggettivi che abbiano caratteristiche specifiche. Certo. Bene, Avvocato, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci aiutato ancora una volta a orientarci in questo labirinto, diciamo, legislativo del superbonus e delle altre agevolazioni che, a quanto abbiamo capito, sono destinate a tramontare per poi, chi lo sa, spuntare con delle caratteristiche diverse. Vedremo anche in questo milleproroghe se ci sarà qualche possibilità per coloro, come dicevamo, che sono arrivati almeno al 70% dei lavori. Grazie allora all'Avvocato Codemo, avvocato tributarista, per essere stato con noi. Una buona giornata. Grazie a voi per l'invito, grazie ai telespettatori. E un buon lavoro. Ecco, ora io prego la regia di preparare un servizio. Ecco, lo sto vedendo nel preview, ve ne abbiamo già parlato ieri sera nel corso del nostro telegiornale di Treviso, perché ieri sera a Villa Margherita
Treviso è stato inaugurato il presepe inclusivo, un presepe che quest'anno l'organizzatrice Mirella Tuzzato ha voluto fosse in memoria di Giulia Cecchettin. Ebbene, ieri sera all'inaugurazione era presente anche il papà di Giulia, Gino Cecchettin, che ha voluto pronunciare queste parole. Le sentiamo insieme. Io mi sono commosso quando sono entrato in questa stanza perché ho visto tantissime foto di Giulia e un papà non riesce a non commuoversi quando la sua bambina è così ben rappresentata. Poi la storia è ancora molto fresca per me e dopo tutto il cancan mediatico che c'è stato sto vivendo finalmente qualche giorno di tranquillità, però non potevo esimermi dal venire, di accettare l'invito per questa inaugurazione di presepe in favore di Giulia. Abbiamo avuto testimonianza di quanto importanti siano le associazioni, ognuno nel suo ambito di competenza completa o racchiude un gap, un buco che c'è nella nostra società, per cui complimenti a tutti, veramente continuate. Sono contento che anche da un'altra tragedia i genitori di Mattia abbiano trovato la forza veramente per poter portare avanti un messaggio anche dalla loro esperienza, ed è quello che cercheremo di fare anche noi. Giulia amava i presepi, mi ricordo che un anno mi ha portato a vederne ben 3, presepi viventi, presepi di tutti i tipi. Al tempo dicevo, Giulia, ma ormai il presepe è un qualcosa di fuori tempo, no? Ricorda, perché li vuoi vedere? Ah, ma perché il presepe, mi diceva, cristallizza un momento di bellezza, di rappresentazione di serenità e di pace. Effettivamente, pensandoci bene, un presepe ha solo cose belle, non vediamo nel presepe cose brutte, forse continuiamo a rappresentarlo dopo tantissimi anni, dopo 2000 anni, perché forse è un esempio di come vorremmo il mondo, no? Con pace, tranquillità, ognuno che fa il suo lavoro, che fa del bene senza l'ingerenza del male. Ecco, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare questo. Restiamo a Treviso perché torna giovedì 21 dicembre alle 20 al Teatro Comunale il tradizionale concerto di Natale organizzato dall'Associazione Per Mio Figlio, destinato a raccogliere fondi per i bimbi ricoverati. I bimbi che cantano per i bimbi malati. Torna il concerto di Natale organizzato dall'Associazione Per Mio Figlio, che dopo i 180.000 euro raccolti l'anno scorso per la Stanza dei Sogni, ora punta alla realizzazione di un altro progetto molto importante per la pediatria dell'ospedale di Treviso, un polo per l'endoscopia pediatrica nella nuova cittadella della salute. Il progetto prevede quindi di portare l'endoscopia vicino alla piastra degli adulti, in maniera di poter collaborare con i gastroenterologi dell'adulto, con strumenti e con una struttura abbellita in maniera che sia a misura di bambino. Un progetto che prevede anche un'implementazione del personale. Ci saranno per un anno un pediatra e un chirurgo pediatra faranno una formazione specifica per l'endoscopia pediatrica, che potrà essere fatto quindi in una struttura a misura dei bambini, con strumenti adeguati, con personale formato e anche e soprattutto sempre in sedazione profonda, chiaramente con bambini che dormono. L'Associazione Per Mio Figlio da 26 anni è attiva sul territorio e promuove iniziative per la raccolta fondi destinati a progetti per i bimbi ricoverati. Il nuovo progetto verrà avviato con il concerto di Natale al Teatro Comunale. Quest'anno invece abbiamo le voci bianche del Teatro La Scala. Credo che siamo arrivati ai vertici ormai nazionali, non solo nazionali, di quelli che sono i cori delle voci bianche e dei bambini che cantano per i bambini insieme ai nostri ragazzi del Manzato. Quindi questo sodalizio c'è anche quest'anno e sarà sicuramente una grandissima emozione. È tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo, subito dopo lo spazio dedicato alla salute con l'ULSS 2, ospite il dottor Filippo Gherlinzoni, direttore dell'ematologia dell'ospedale Cafoncello, per parlare di aspetti innovativi nella diagnosi e nella cura delle malattie oncoematologiche. Grazie per l'attenzione a tutti, buon pomeriggio.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Alta pressione prevalente. Anche la giornata di martedì 19 dicembre sarà contraddistinta dal bel tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo stabile, ben soleggiato un po' ovunque, specie sui rilievi, mentre in pianura e nelle valli potrà esserci l'insidia di foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde. Questo sarà sinonimo di pessima qualità dell'aria anche a causa dello smog. Vediamo le temperature che saranno stazionarie, minime tra 0 e 2 gradi, massime tra 6 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno, su bassa pianura e costa possibile qualche banco di nebbia. Temperature minime tra 0 e 6 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Splenderà il sole, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime sui 9-10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.